Io quando entrerò in azienda sarò la prima, io ho il Green Pass ovviamente, ma sarò la prima a far vedere che ce l'ho. La presidente di Confindustria Belluno, Lorraine Berton, mette subito in chiaro come in questa partita del Green Pass dirigenti e dipendenti lavorino fianco a fianco perché, spiega subito dopo. La salute all'interno delle aziende vuol dire garantire la salute anche fuori dalle aziende. Non è che se tu sei sano lo sei solo in azienda, lo sei anche fuori, per cui sicuramente andiamo a tutelare anche tutte le persone più fragili che abbiamo a casa. Berton che poi individua nel nuovo decreto del governo l'aspetto forse più significativo. Si parla di lavoratori, di tutti i lavoratori, per cui quelli che lavorano nella pubblica amministrazione e quelli che lavorano nel privato. Penso che questo sia importantissimo perché ci mette tutti sullo stesso piano. Aver eliminato la discriminante tra pubblico e privato accoglie il consenso anche della CGIL Veneto, con il suo segretario Ferrari che rilancia l'appello a tutti i lavoratori di vaccinarsi, invito che i sindacati stanno portando avanti organizzando assemblee di sensibilizzazione nelle aziende. Ferrari che sottolinea poi come non sia stata accolta dall'esecutivo la proposta delle parti sociali di una gratuità temporanea dei tamponi per dare ai lavoratori il tempo di vaccinarsi, ma piuttosto sia stato scelto di posticipare al 15 ottobre l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del certificato verde. Si tratta comunque di quasi 200 euro al mese nella peggiore delle ipotesi, di 120 euro nella migliore, somme che pesano come su una busta paga. A maggior ragione, noi diciamo, dopo questa scelta fatta dal governo, la soluzione migliore da tutti i punti di vista, innanzitutto sanitario ma anche economico, è vaccinarsi. Per chi non rispetterà l'obbligo, sospensione dello stipendio sin da subito, ma nessuna conseguenza disciplinare o sul mantenimento del rapporto di lavoro. È, diciamo così, una riduzione del danno, quantomeno non abbia riflessi sul rapporto di lavoro e non mette in discussione in termini assoluti addirittura la continuità del rapporto di lavoro, quindi non ci saranno licenziamenti.